punto ti chiederei di raccontare come ti è nata l'idea di questo libro e poi di raccontarci invece anche quello che stai facendo, cioè il progetto Scrittore per strada. Parto dal libro o dal... Parti dal libro, che insomma poi così qualcuno se lo compra anche magari, vai, e finanzia il progetto Scrittore per strada. Che abile strategia. Vedi? Ma l'idea in realtà era una specie di sogno non realizzato che avevo fin da bambino, cioè quel desiderio che credo sia venuto un po' a tutti di scoprire cosa c'è di notte nella propria città, però si è piccoli e non lo si può fare, si è chiusi nella propria cameretta e soprattutto magari ci sono quelle serate in cui si è arrabbiati con i propri genitori e proprio c'è voglia di scappare. E mi immaginavo soprattutto d'estate quando si tengono le finestre aperte di poter volare fuori col mio draghetto di peluche. Qui il personaggio non vola in realtà, però in qualche modo scrivendolo ho vissuto quell'esperienza che avrei voluto vivere da bambino ed è stato molto divertente perché è stato un po' anche un tornare a tutte le cose che ho vissuto della mia infanzia. Per quanto, vabbè, il bambino in realtà è una sola delle varie voci che ci sono nel libro. Il libro è strutturato a punti di vista che si alternano. E, tra i vari protagonisti, l'unico che cresce, e io lo definirei romanzo di informazione, il personaggio che cresce è il padre del bambino. Il padre del bambino che si accorge di notte di avere lì suo figlio ai giardini pubblici, gli chiede: cosa ci fai qui, Giacomo? E il bambino gli chiede: tu come fai a sapere come mi chiamo? E il padre in poche parole gli confessa di essere proprio padre. Non mi sto facendo spoiler perché in realtà succede praticamente all'inizio. E da lì in poi nascono un po' di peripezie e in quel momento lì parte soprattutto il punto di vista del padre, che è un po' forse il riflesso di quello che sono io adesso, nel senso che lui è un quasi trentenne, io in realtà sono un ultra trentenne, che... Ultra, 33. che non aveva mai accettato l'idea ormai di essere un adulto, però adesso che ha trovato il proprio figlio e che lo trova simpatico e gli piace stare con il proprio figlio, pensa che forse essere adulto può non essere così male, però questo insomma lo scoprirà durante questo viaggio. E anche noi, cioè non ce lo far scoprire adesso. Una dei personaggi del libro, tra l'altro, è Lucrezia, una spacciatrice di eroina, e quello che mi piaceva è farla, renderla pluri-sfaccettata, un po' cattiva, un po' no, e anche di questo non vi dico molto. È il personaggio a cui io sono un po' più... cioè, sì, non so a te che effetto abbia fatto, perché non ho chiesto a nessuno in realtà la questione di Lucrezia. A me diverte molto lo sguardo che hanno i bambini appunto sui drogati, che nel loro flusso di coscienza ripetono, travisandole le cose che gli sono state dette, però poi mettendole alla prova con la realtà, con l'incontro con questi due eroinomani, di cui uno appunto è il padre di Giacomo, e conoscendoli e vedendo insomma come sono come persone, si sfatano una serie di miti su quello che gli è stato detto, no? Poi poi la cosa divertente del bambino quando parla: ma voi che lavoro fate? Il bambino chiede a Lucrezia e al padre, e loro spiegano che loro spacciano. E lui dice: anch'io spaccio figurine, spaccio le doppie ai miei compagni di classe. Cioè, sì, più o meno anche noi facciamo la stessa cosa.